A Sottocolle il 1 aprile è una data che vogliono ricordare non per ragioni ittiche, ma perché potrebbe essere il giorno che regala la prima storica promozione ai lupi, una società costruita in pochi mesi da un gruppo di amici interamente autofinanziata. Un punto separa la Sottocollese dalla seconda categoria, di fronte a un Osena invece secondo in classifica, distante 6 lunghezze, che proverà a fare lo sgambetto agli ospiti cercando di tenere in vita fino all'ultimo il campionato. La squadra di Paolo Migliardo ha fretta però di chiudere la pratica promozione e solamente allo scoccare del primo minuto Pagliano raccoglie una seconda palla, rasoterra vincente, quello del numero 9, che proietta verso il sogno i grigio-verdi dopo neanche 60 secondi. Lupi assetati di seconda categoria che provano subito ad ipotecare la gara con Ferrera dall'area piccola. L'esterno colpisce in posizione precaria Sfera che prende subito quota. Priano con il piede di riserva al destro prova a scuotere i suoi, chiuso in corner da Massone, però è un lampo nel buio perché al 35esimo Porcella disegna questo piazzato tagliato in area. Pagliano, ancora lui, anticipa Iorfino mettendo l'autografo sul 2-0 ospite, il 2-0 grigio-verde. La strada adesso è in discesa, decisivo più e più volte Daniele Porcella sia in sortite offensive, in questo caso nelle versioni di assist man. L'Osena viene tenuto in vita da questo colpo di reni nel recupero di Iorfino, costretto a graffiare in corner la punizione a 2 in area di Poggi, da lui stesso causata per un tocco con le mani fuori area. La prima frazione termina con i lupi grigio-verdi avanti 2-0. L'Osena prova subito a rientrare in gara nella ripresa con il destro di Monticone che scalda subito le mani di Massone, ma dopo pochi minuti al settimo questo contatto in area tra Monticone e Porcella vede il signor Bottino accordare la massima punizione a favore dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta lo specialista, il numero 1 Iorfino, che spiazza il collega Massone e riporta in quota i padroni di casa. I piani dei rossoblù vengono però subito messi in discussione 10 minuti dopo, al 17esimo, per questo intervento scomposto di De Stefano ai danni di Porcella. Il neoentrato guadagna subito gli spogliatoi lasciando i suoi in inferiorità numerica nella parte più importante del match. Non accade davvero più nulla con la Sottocollese che non rischia più nulla, l'Osena che non riesce ad impensierire Massone, anzi nel recupero l'occasione più grossa è per gli ospiti con il palo di Moresco e poi dopo questa occasione è spazio alla festa con la promozione della Sottocollese. Mi è sembrato di vedere i lupi, cantavano gli ultras della Sottocollese che sono qua alle nostre spalle. Non è uno scherzo, non è un pesce d'aprile, la Sottocollese è promossa in seconda categoria, 9 risultati utili consecutivi nel girone di ritorno, un campionato che ha avuto la sua inerzia alla quinta giornata di ritorno nel match decisivo vinto in cui la squadra di Paolo Migliardo ha scavalcato l'Avosso e ha posto le basi per questo successo in seconda categoria.